È fissato per il 28 aprile alle 10 il prossimo passo di Veneto Banca, quello pratico, quello verso, almeno nelle intenzioni della dirigenza, la salvezza. L'ultimo venerdì di questo mese c'è il giorno dell'Assemblea degli azionisti, tornati dopo gli anni delle tense strutture alla sala ipogea di Villa Loredan. L'ordine del giorno segna l'approvazione del bilancio 2016, la nomina degli amministratori, del collegio dei sindaci e per ultimo, ma probabilmente punto più importante, la serie di iniziative di remunerazione e incentivazione della banca. E qui c'è tutto, dall'azione di responsabilità ai titoli in emissione garantiti dallo Stato, dalla fusione con Popolare Vicenza al piano di risparmi con chiusura di sedi e mobilità per i dipendenti. Insomma, una nuova rivoluzione per la Banca di Montebelluna, che dovrà dimagrire con Popolare Vicenza di 700 milioni di euro. E non è un caso che l'assemblea dei soci di Corso Palladio si svolgerà in contemporanea anche alla Fiera di Vicenza, dove in più ci sarà anche la proposta di ridurre il Consiglio di amministrazione da 11 a 9 componenti. Del resto, dopo l'intervento dello Stato, ora per le banche venete l'imperativo è arginare i costi e ricostruire la credibilità, perché questo è in fondo il vero problema di Montebelluna e della Vicentina. L'emorragia di correntisti e la mancanza di liquidità per una banca è l'assenza di fornitori e di materia prima per un'azienda, e poco importa se per un periodo il sostegno arriva da fuori. Gli attuali amministratori sanno perfettamente che senza la raccolta dal territorio ogni sforzo è vano, e forse per questo, dopo i conti, dovranno arrivare anche le sentenze per chi ha amministrato in passato, perché come diceva una famosa pubblicità degli anni 60, la fiducia è una cosa seria e si dà le cose serie, ma quelli evidentemente erano altri anni.